certo che dopo l'intervento di Francesco prima mi è venuto un po' male perché ha esordito. Ma anche noi facciamo uguale adesso. Lo so, lì il bello dell'integrazione vedo che è utile perché quando ho sentito il suo intervento ho detto che ha esordito dicendo che la mnemonica è prevalentemente calcolo e vettori, robe eccetera. Per me personalmente da una vita è gioco. È giocare. Io ne ho fatto una pelle a giocare col sole. D'altra parte cominciate ad avere tutti una certa età, con cos'altro vuoi giocare adesso? Cioè, sarà meglio rivolgersi Ma a io e queste Francesco robe. giochiamo con i numeri. Ma detto prevalentemente, Ma io vedo che c'è un cuore. Sì, anche, no, a parte gli scherzi, è bella la mnemonica, affascinante perché è veramente un misto di astronomia, di matematica, di filosofia, di grafica, e anche secondo me di gioco. Morale, dal primo seminario Bocca di Magra a cui ho partecipato con mio figlio che allora aveva 14 anni, io ero rimasto affascinato da un intervento che aveva fatto Paltrinieri e avevo scoperto il famoso discorso del cuore, no? Il Sole, prima di arrivare a sbattere sul pavimento della linea, è obbligato per un bel periodo dell'anno ad attraversare quel punto della colonna dove un semicerchio, no, e uno spigolo vivo si incontrano. Tutti i giorni avviene questo fenomeno qua, tant'è che c'è la leggenda che se una donna in età da marito prega San Petronio, ma lo deve pregare intensamente, pare che San Petronio poi la sistema nell'arco dell'anno. Ecco, io è da allora, 96, che dico, ma possibile che, perché chiaramente non è una cosa voluta dal Cassini, cioè, ma sta roba avviene dal 1655. Possibile che a nessun mnemonista gli è venuto in mente di fare un qualcosa di simile? E ogni tanto mi veniva a galla e poi mi mettevo tranquillo, stai buono, cominci a avere i tuoi anni, cosa vai in giro a giocare coi cuori, queste robe qua. Fino a quando ho coinvolto mia nipote, mia moglie ormai sono anni che non è più una discriminazione, oggi vi faccio vedere qualcosa ancora, sei qua con ste robe, va bene, è normale, ci sta, l'ho rovinata io, ma adesso c'ho i nipotini. E i bambini sono incredibili da quel punto di vista lì, cioè Balle non te ne raccontano, adesso magari molti di noi sono qui che dicono oh bravo, interessante, poi magari farete anche l'applausino, quando in realtà che quando finisce questo i bambini non bleffi con loro, no? Prendo mia nipotina, dopo che ho fatto un modellino che ce l'ho da anni, faccio andare la ranella, le robe, poi la vedrete. Mia, vieni qua. Eccolo qua. Ecco che ho fatto quella trappola con 2 tubi di cartone velotto, fil di ferro, una ranella. Vieni qua un attimo, cosa c'è? Un'altra meridiana. Vabbè, vieni qui, guardagli addosso, gliel'ho girata pian piano, come è apparso il cuore. Io ricorderò finché campo il volto di questa bambina e mi fa, nonno, 8 anni, ma che figata. Allora, testuali parole. Primo, non ti fa sentire da tua nonna e da tua madre esprimerti così. Secondo, ma davvero ti piace? Che bello, me lo dai che lo porto a scuola? Sì, aspetta che lo faccio più grande. E lì è partito il cinema, mi sono detto, ok, si può fare, però ho bisogno di un minimo di consulenza, non mettetemi in mano un mouse a me perché, cioè, mi arrangio, ma ho bisogno di uno mnemonista che sia molto più esperto di me di queste robe e uno dei pochi autorizzato anche da me personalmente a mandarmi anche a quel paese, se è sindacabile giudizio suo, sparo qualche stupidaggine. E lui bene o male ha fatto la stessa uscita di mia nipote, quindi ho detto ci siamo e partiamo. Lui è partito di seni, coseni, robe, eccetera, così, e io sono partito con gli esperimenti. Ho vissuto 40 anni in mezzo ai tubi, i tubi, quelli della foglia, i tubi di plastica, e ho detto, eccoli qua, ricostruisco le colonne di San Petronio, vediamo un po' cosa succede, provi vari diametri, provi robe, perché sembra una stupidaggine, no? Che ci vuole, la prima roba che devi fare è tagliare via il bicchiere di qualunque tubo di plastica. E beh, con cosa lo tagli? Col flessibile? Ti scappa via un attimo, sboletti quel millimetro che poi non ti sta in piano, deve essere... Vai col seghetto del ferro, sì lo so, adesso tutti sareste pronti a darmi dei consigli, però credetemi non è così semplice. Finché una bella mattina prendi 2 tubi, sbatti in macchina, tubi
Ho provato col del 25 come tubi di plastica, diametro 25 centimetri, sì. Eccoli lì. Vado dal falegname, ho detto, lo appoggio sulla bindella, no? Il piano è perfettamente perpendicolare alla lama, me li taglia via belli dritti. Vai fuori dalle balle, vorrei mica usarmi la bindella per tagliare la plastica, l'ho appena affilata, mi fa non se ne parla neanche, me ne sono andato via. E avanti sono col seghetto del ferro. Fino a quando poi sono tornato alla falegname e mi ha permesso di... Avete presente il nastro di carta vetrata che hanno nei laboratori di falegnami lunghi? Mi ha permesso di appoggiarli sopra, di fianco tenevo un livello per tenere più o meno il piano, metà di qui, metà di là, e dai, che pian piano ci siamo arrivati. Perché? Perché nel frattempo erano arrivati i tuoi disegni. E adesso vai avanti tu. Ah, No, scusa, i disegni scusa. sì. Piccola parentesina che mi ha fatto venire in mente Bepi ieri. Il cuore a San Pedronio, abbiamo verificato, non si è abbassato. È stato ancora magari con tutti questi movimenti qua, si è abbassato il pavimento, invece di vedere il cuore viene fuori il pancreas, il rene, non lo so. È tutto a posto, è sempre un cuore che appare a San Pedronio. Tocca a te. Sì, no, tocca ancora a te, diciamo tutta la parte costruttiva che hai fatto qua, di prototipi. Qui è il posto dove facevo tutte poi le bisogna posizionarlo, anche attaccare. beh, Dopo che io ti ho dato i esatto. fogli, che sono quelli che ho Esatto. fatto prima, che poi dopo vi massacrerò di matematica, no? Ecco. Col tempo che rimane. E qua praticamente questi fogli sono adesivi, vanno attaccati sul PVC. Allora, attaccarli sul PVC, che qui è fatto, ma comporta sì. un bel casino, perché devi partire giusto. Se parti sbagliato anche solo di un decimo di millimetro, poi nel prosieguo tutto va storto. Per cui No. avevo Stampata su carta adesiva e plastica. adesiva, no? Tiri via il coso, poi è inevitabile che ti si attacca un angolo sotto, non lo puoi più togliere. Te l'avrò fatte 7-8 volte quelle stampe qua. E poi sul tubo come le metti? Allora tirare in verticale per bene una riga, mettersi a matita su una superficie tonda di plastica non è così semplice. Insomma, Il trucco è mettere l'acqua. Oh, eccolo lì. Fino a quando, tra un suggerimento suo e il tipografo lì dove stampo, La tipografa che mi ha stampato questa roba mi ha Esatto. detto devi mettere l'acqua, e quindi abbiamo agito, cioè tra la colla e il supporto, se si Sì. spruzza con uno spruzzino con cui si bagnano i fiori, un po' di acqua, Io mi evita dico che la bene. colla attacchi subito, quindi lo si può muovere finché non è posizionato bene, a quel punto lo si blocca e Te si lo fa lascia uscire lavorare. l'acqua, si fa uscire l'acqua con le manone di... Esatto, la spatola che sono quello incorporata rimane da attaccato sempre. con la colla, ecco, quindi Mandi questo- fuori pian piano l'acqua e lo senti proprio che man mano la esce comincia a prendere. Poi un bel phon e asciughi il tutto e allora sì che si riesce, perché sennò basta, ma veramente basta un attimo e non ti trovi più, no? Questi due tubi li avevo portati ti ricordi Aurelio? Sì, Giù nel cortile delle medie. nel cortile, il solo fatto che poi c'era fretta, non ho trovato un tavolino, non l'ho messo perfettamente in bolla, cioè proprio mi è dato una sedia su cui appoggiare quei tubi e quindi era un po'... però funziona molto 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 bene ed è molto affascinante. Adesso c'è Qui un'amministrazione. vediamo il cuore appunto nel tuo primo Eccolo qua. modellino, poi qua Sì. abbiamo fatto le varie prove con delle misure mie ipotetiche, tanto per cominciare a buttare giù delle formule, no? E questa è insomma la parte matematica, diciamo, che poteva essere presa o dal programma di Anselmi, perché poi si tratta di monediana fatta cilindrica, no? Di cui abbiamo già parlato molte volte. Ci sono software come quello di Savoie, quello di Anselmi. Insomma, io poi me lo sono ricavato da solo perché mi piace rivedere le cose, farle io, no? Per vedere se sono capace anch'io di farlo, ma se uno non ha questa capacità matematica che ho io, che hanno molti di noi, può usare formule già predigerite da qualcuno, no? Okay? Adesso anch'io come Caviglia mi scuso perché partirò con tutto il pippone matematico, quindi Però davanti al microfono. davanti al microfono, Ah, sì. sì. Così, viene indietro.
Ecco, scherzavo, no? Quindi vi ho spaventato un attimo, avete Ma come? Eravamo avuto già paura. così gioiosi. No, la parte matematica la troverete all'interno della memoria, quindi ho preferito farvi vedere invece delle cose, ecco, tra l'altro questi sono i riferimenti mio di Baggio che troverete poi per eventuali domande che volete fare, no, nella memoria. E invece preferisco farvi vedere, aspettate che qua io scherzo sempre, farvi vedere solo una piccola caratteristica, ecco, non spaventatevi, che è i limiti di funzionamento di questo oggetto. Cioè questo oggetto funziona nella parte, vedete che ho scritto Azimuth Max, no? Quando il raggio arriva esattamente al meridiano o fa il cuore, in tutti gli altri momenti invece il bollo si distribuisce sul cilindro, creando la classica ellisse, no? Però abbiamo scoperto che funziona soltanto da mezzogiorno all'azimuth max, poi il raggio diventa tangente alla circonferenza e l'ombra va poi a finire su un'eventuale parete di prolungamento che ci può montare di fianco al cerchio. Al pomeriggio la stessa roba dall'altra parte, no? Perché sono due tubi, uno funziona il mattino e l'altro funziona il pomeriggio. Come vedete che qui è il momento di tangenza e questo è invece il momento in cui va oltre al cilindro, quindi c'è una zona che è questa zona qua, quindi questa zona qua e questa zona qui non sono mai interessate dall'ombra dell'ognomone, quindi è una zona morta di non funzionamento dell'oggetto. Andiamo avanti con quello sotto, ecco. Questo sono un esempio di punto di prodotto finito, anch'io ho usato Excel come fa caviglia per poi disegnare queste linee. Qui è un esempio di ore medie, questo è un esempio di animazione, un'immagine statica ricavata da un'animazione. Vedete le due zone di non funzionamento sono queste qua, vedete qui e qui, dove non c'è nessuna linea oraria perché qui non funziona l'oggetto. Gigi, scusa un attimo. Importante è stato poi, sperimentando così, creare questo punto pallino, qua. Altrimenti diventa un coso bellissimo per fare il cuore, ma è difficile lettura, poi però c'è bisogno di un'indicazione particolare, quindi un braccettino che determina un centro. Sì, questa roba tra l'altro è tutta roba sperimentale che è ancora in miglioramento, si accettano suggerimenti, insomma, questo è. Ecco, questo è l'altro campo, questa è una meridiana con solo le linee orarie, questo è un altro esempio con le linee invece locali e questo è un esempio dove ci sono tutte e due, ci sono sia le linee medie, delle ore medie, sia le linee locali. Si può fare un po' quello che si vuole, si possono fare le italiche e qualunque sistema orario lo si può mettere dentro. Ecco, questo è il cuore che però compare 2 volte l'anno, cioè compare il 14 febbraio, quindi abbiamo disegnato il cuore degli innamorati e gli innamorati volendo se si perdono il 14 di febbraio possono farlo il 27 ottobre perché tanto la musica è la stessa, no? Quindi va di nuovo nella stessa. Possiamo fare il sangue del divorzio il 27 ottobre, degli innamorati a febbraio innamorati a ottobre divorziati. Questa roba qua che ripeto mi trascino da anni, destino conosco per via questione di lavoro la vice sindaco di Cassano Magnago. Cassano Magnago non è proprio un paesino, a parte aver dato i Natali a Bossi, ma quello è un altro magari discorso. facciamo andare l'animazione mentre tu parli, così risparmiamo il tempo. Sì, bravo, fai dell'animazione. Sì. Hanno fatto un bellissimo parco, no? Un parco con tutti gli attrezzi, le robe, eccetera, un laghetto per fare l'area umida, le rane, eccetera, e un ponticello. E questa vice sindaco e assessore mi fa: ma insomma, io sono stufo, ogni 6 mesi sulle ringhiere del ponticello devo mandare là lo stradino con la morsa a togliere i lucchetti. Non se ne può più, ma cos'è sta maniera? Ti faccio io un attrezzo fatto apposta. Quindi è per quello che ho pensato alle parti piane di fianco. Parti piane, evidenziazioni di San Valentino. Volete andare a mettere sto lucchetto? Lo mettete su tutti i buchi che farò nella parte piatta, nella parte piana, laterale. Lo riempiamo di buchi. Vuoi andare lì a
a mettere il lucchetto e te lo metti a San Valentino quando ti appare proprio il cuore. Ma fa effetto vedere sto cuore qua. Sì, adesso l'animazione dura un paio di minuti, che abbiamo un paio di minuti. certo. Sì. E qui si vede appunto la parte al solstizio d'inverno su delle semi-lemniscate nella parte, diciamo così, giugno-dicembre. Questo è all'equinozio. Cosa succede? Ovviamente tutti i giorni compare il cuore, non è che compare solo a San Valentino. Lì abbiamo fatto il cuore di San Valentino, proprio per far capire che quando c'è San Valentino il cuore viene disegnato in quel E momento. ad Aiello, 22, cos'era? 12 maggio, l'abbiamo fatto il anche cuore il per la 12 festa maggio, della mamma. quindi No? si possono anche mettere dei cuori nell'anniversario di matrimonio, di fidanzamento. Se Maria Prevoglio è un amico. Ti metti il cuore su tutto il meridiano, tu che hai avuto un sacco di donne, vedi, quindi. Ecco, questa adesso andrei sulla successiva animazione, che è fatta con delle linee, diciamo così, locali, perché quella che faremo probabilmente sarà quella a ore locali, no? Sì. Adesso finiamo e facciamo partire questo. Ecco, notate come quando l'ombra arriva nel punto di non funzionamento, automaticamente scatta sulla parte piana. Non so se l'avete notato, questo è un effetto molto bello di salto con continuità. Vedete anche quando c'è l'alba, arriva nella parte piana per un breve tratto, dopodiché salta tutta la parte di non funzionamento e l'ombra si divide in due esattamente, parte sulla parte piana e parte sulla parte curva. Effetto molto, molto affascinante. Ecco, state attenti adesso, vedete come l'ombra finisce di qua e subito attacca là. Ecco, avete visto? Quindi è un effetto molto, molto carino. Cosa possiamo dire ancora? Baggio, saltiamo. Che è stato bello collaborare con un matto come te, è stato veramente Ecco, interessante. concludiamo dicendo la famosa frase che tu mi hai consigliato di scrivere, che mi sembra giusto e doveroso. Più concludere. cuore ci mettiamo in questa materia qua. E più la mnemonica diventa affascinante. Esatto. Grazie Baggio per questa grande Baggio, grande idea di Baggio. Sì, è vero. Un tubo, cosa ho fatto? Un tubo ho fatto? No, bravo. Sì, va bene. Avete qualche domanda? C'è qualche Sì, domanda? sì, scusa. Eccola lì. Quanto incide il diametro del tubo? Allora, sì, questa domanda è molto interessante. Allora, il diametro del tubo più lo fai grande, ovviamente se tu lasci l'ognomone corto hai poche ore di funzionamento. Avete visto che comunque le ore di funzionamento sono poche. Funziona nell'intorno del mezzogiorno, non è che posso fare le 6 di sera, ecco. Abbiamo fatto un po' di esperimenti tenendo più lungo l'ognomone, più corto l'ognomone, più grande diametro, e abbiamo visto che comunque più tu fai corto l'ognomone rispetto al raggio della roba e meno ore hai. Tu allunghi di più l'ognomone, hai un po' più di ore, però poi le hai attaccate, cioè sono meno distribuite sulla superficie, quindi devi trovare poi un equilibrio in maniera che siano anche leggibili, perché poi se ti rimangono tutte le robe attaccate una con l'altra, soprattutto nella parte del mezzogiorno, tendono a convergere. Quella che sto preparando adesso per questo comune, con i buchi per i lucchetti, eccetera, eccetera, ho visto che sarà, perché la faremo in corten, in ferro, eccetera, sarà 48 di diametro, i due tubi, 90 di altezza gnomonica e circa 20 cm il diametro dell'esterno della corona circolare. C'è un rapporto tra il diametro del tubo e il diametro? Adesso c'è sul modellino. Abbiamo visto su questo qui che è più o meno la metà, no? Il diametro. Sì, più o meno la metà, però sai, qua è come definire la millesima parte di un foro gnomonico. Che poi l'abbiamo fatto sulla latitudine di circa 45 gradi, bisogna fare degli esperimenti e vedere cosa capita se io abbasso la latitudine o alzo la latitudine. Insomma. Sì. È in fase di sperimentazione, insomma. Adesso poi vedrete negli atti ci saranno le formule, potete provare anche voi mettendole in una tabella Excel, sono formule abbastanza banali e facili da gestire, come dice Caviglia, è tutto banale quando uno lo sa fare, no? Quindi, Caviglia dice sono formule semplici, sono semplici perché magari noi le sappiamo usare, un altro si spaventa subito. Comunque sono veramente molto semplici, ecco, si può fare una tabellina. Sì. È possibile lavorare sulla forma del cuore portando il punto di contatto tra i due tubi in
avanti rispetto alla linea dei diametri. Portare la linea di congiunzione, meno deforme, meno- Sì, ci sto perché pensando. dà l'impressione che è deforme? ha un attimo sì, di forma un po' accentuata, Allora, farlo un poco più... sì, hai visto che d'inverno è un po' più cuore e d'estate è un Sì. po' più, un cuore più Perché va allungato. sul diametro, deve andare fin dentro sul diametro. Ecco. Se tu porti in avanti il punto di contatto, certo, ti cambia il cilindro. Oppure possiamo fare come i Renis, che hanno fatto il tondo un po' più ovalizzato, no? Giusto per regolarizzare la forma del cuore. Si potrebbe un fare... taglio che non sia sull'asse del cilindro, ma che sia un po' più... No, ma oppure inclinato. Oppure una inclinandolo sezione un po'. più ellittica in basso, fare un tronco di cono magari. Sono tutti esperimenti che Bisogna possono sperimentare, fare. Sono gente, sperimentare. non è che- Sì. Lo fai sferico, Va bene. lo fai un po' sferico, ti cambia l'asse. Sì, sono tutti esperimenti che si possono fare, però tutto nasce da questa intuizione di vedere, no? Il gioco è bello, no? Poi ci si può sbizzarrire. Io pensavo che invece di fare il cuore fare una farfallina, insomma, comunque, inteso come volatile, non so cosa avete capito voi. Beh, il bello è che ad Aiello, guarda il caso, no? Siccome mio figlio l'ha fatto vedere, lavora in ospedale, l'ha fatto vedere ai suoi colleghi, bello, vengo anch'io. Quindi ad Aiello ti ho portato 2 cardiologi, capito? E il cuore me l'hanno portato loro, così io sono venuto giù in macchina non ingombrava, no, veniamo giù, che roba è, spiegami, ma il Friuli non l'ho mai visitato, quindi ti ho portato questi 2 cardiologi. La prossima volta proverò con un ginecologo. Ho già... Ci sarò anch'io, no? Lo so. Basta.